Benvenuti, oggi è venerdì 6 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 16:42, la luna si leva alle 11:21 e cala alle 21:44. Oggi si celebra San Nicola di Bari. Il nome Nicola deriva dal greco e significa vincitore del popolo. San Nicola è patrono degli avvocati e degli scolari. Oggi, 6 dicembre, per alcune regioni dell'Europa iniziano le festività natalizie con la festa di San Nicola. Si tratta di una tradizione delle Fiandre, celebrata anche in Austria, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera, rappresentando un'occasione per i bambini e le bambine di assistere insieme alle famiglie al folklore natalizio, con processioni, sagre e spettacoli pirotecnici. La tradizione di San Nicola sta diventando comune anche in alcune regioni dell'Italia, in cui i bambini lasciano fuori dai davanzali delle finestre scarpe e calze, nella speranza di trovare dei regali all'interno la mattina seguente. La nostra prima festeggiata è Antonella Clerici, che compie 61 anni. Presentatrice di punta della RAI, nella sua carriera conduce programmi sportivi, La prova del cuoco e 2 edizioni del Festival di Sanremo. Auguri anche alla cantante Irene Grandi, che festeggia 55 anni. Partecipa 5 volte al Festival di Sanremo e a 6 edizioni del Festival Bar. 2 suoi brani, Prima di partire per un lungo viaggio e Bruci la città, sono risultati a lungo tra i più trasmessi delle radio, rispettivamente nelle estati del 2003 e del 2007. Infine spegne 48 candeline il cantautore Paolo Meneguzzi. Si presenta 5 volte sul palco dell'Ariston, vende 2,5 milioni di dischi e pubblica 9 album in cui spiccano le hit Non capiva che l'amavo e Lei è. Il 6 dicembre 1975 si svolge a Roma la prima manifestazione nazionale del movimento femminista. Dal 1970 ha raggiunto degli obiettivi rivoluzionari con la conquista di più ampi diritti civili che hanno portato in Italia all'introduzione del divorzio, all'istituzione dei consultori familiari, alla liberazione dei contraccettivi e all'approvazione della legge che regola l'aborto. Ma sapete cos'è il muro del suono? Si parla del muro del suono nel caso in cui la resistenza dell'aria aumenta sempre di più con l'aumentare della velocità di un aereo fino a diventare elevatissima. L'aria davanti agli aerei viene compressa e nel caso in cui a terra ci fosse un osservatore, quello che sentirebbe sarebbe appunto un forte bang sonico, cioè un forte boato. Contrariamente a quanto si pensi, il boom sonico non dura pochi istanti, ma si verifica fin tanto che l'aereo mantiene una velocità superiore a quella del suono. Buongiorno ai 12. La luna in Acquario, come Plutone, e i giochi di seduzione, di magnetismo e fascino e creatività imperversano per tutto lo zodiaco. Vediamo come Ariete. Si inizia una parte della settimana a voi molto congeniale, molto cara. Oggi finalizzerete tra l'altro il lavoro con dei grandi successi che porterete a casa con grande soddisfazione. Toro, la luna in Acquario per voi è un po' fredda e un po' ostica, per cui qualche ripensamento, qualcosa dal passato che non va o qualche impedimento al lavoro che vi impedisce di completare tutto come vorreste, rimandate alla prossima settimana. Gemelli, ottima la luna nella sua configurazione di oggi e i pianeti in Acquario vi danno grande forza e grande energia. Preparatevi perché stanno finalmente configurandosi gli aspetti più belli perché voi possiate essere felici. Cancro, la luna oggi è nel regno della fantasia, il vostro pianeta però non rinuncia a essere intrigante e creativo come nel regno dell'Acquario accade, ma anche con una grande capacità trasformativa plutonica che potrebbe farvi cambiare in corso d'opera un progetto a cui tenete tanto in maniera risolutiva e geniale.
Leone, la Luna oggi è in perfetta opposizione e sul vostro Marte gravano le posizioni anche di Venere e di Plutone. Probabilmente dovreste cercare di sistemare un po' le cose a casa e con il partner nella relazione, prendere anche in considerazione la possibilità di far guidare ogni tanto il partner invece che sempre voi. Vergine, giornata oggi che vi vede molto indaffarati nel mondo della tecnica e nelle quotidianità di routine che non lascerete assolutamente al caso, anzi ce la metterete tutta proprio per essere quanto più scientifici che mai. Un incontro professionale molto importante oggi e sarà cruciale, mentre invece in amore vi si potrebbe rimproverare di essere ancora un po' troppo distratti e o a volte stanchi. Bilancia, la Luna oggi continua ancora con le sue magie, vi rimanda a tantissime suggestioni planetarie positive, quelle di Nettuno, di Urano. Sicuramente questa Luna vuole dirvi che è arrivato il momento giusto per una svolta decisiva, tanto in amore che nella carriera. Partite. Scorpione, giornata oggi con una luna abbastanza ostica, non amate la glacialità della luna in Acquario, ma purtroppo sarà necessario per rivalutare delle cose in famiglia in cui dovrete essere molto lucidi perché si parla anche di beni e di spartizioni. Sagittario, giornata oggi molto amichevole ed amicale, con una luna che parla di comunicazione e un sole che finalmente si congiunge quasi perfettamente a Mercurio, riscaldandolo un po' dall'inerzia del suo moto retrogrado. Oggi una bella notizia potrebbe allietarvi, ma è soprattutto il calore di un amico che vi allieterà la giornata. Capricorno, giornata oggi che prevede la vostra Venere ancora per pochissimo nei vostri gradi abbracciare le intenzioni un po' sofisticate di Plutone e di una luna in Acquario che vi ricordano che siete anche figli di Urano oltre che di Saturno, quindi qualche colpo di testa ogni tanto lo potete fare anche voi. Sorprendetevi e sorprendete. Acquario, decisamente geniale questa luna che oggi accende una serie di aspetti molto positivi, soprattutto con Giove. Oggi è una giornata fortunata, piena di fascino, di suggestione, di amore e di grande creatività. Pesci, la luna oggi vi sussurra all'orecchio una serie di suggerimenti, di intuizioni e soprattutto di gestione delle cose in una maniera dolce ma autoritaria al tempo stesso. Probabilmente dovete fare i preparativi per una partenza. Il 6 dicembre 1959 venne inaugurato lo Stadio di Napoli con un match tra Napoli e Juventus, terminato 2-1. Inizialmente chiamato Stadio del Sole, prese poi il nome di San Paolo, che leggenda vuole fosse sbarcato proprio nell'area di Fuorigrotta. Il 4 dicembre 2020 il Comune di Napoli ha intitolato lo stadio all'ex capitano Diego Armando Maradona, deceduto il precedente 25 novembre. Oggi parleremo di Like a Monkey on the Rock, un'espressione molto particolare che ci arriva da una puntata del famoso David Letterman Show. Tradotta letteralmente significa come una scimmia sulla roccia. Ma cosa può mai significare una cosa del genere? In sostanza viene utilizzato per descrivere qualcuno che è visibilmente imbarazzato o nervoso, proprio come una scimmia fuori dal suo ambiente naturale. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è l'illusionista Giuseppe Pinetti. A Parigi visse una doppia vita, si spacciava per uno scienziato e nel frattempo vendeva intrugli magici per strada. La sua fine fu drammatica per un megalomane come lui. Rovinato dagli eccessi di una vita dispendiosa, visse in povertà in Ucraina, dove morì. Ci salutiamo con la frase del giorno. La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. E quindi apriamo la mente e accogliamo questo weekend con tutte le cose belle che ha da proporci. Io vi aspetto domani con un nuovissimo episodio dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.